Telegiornale del Veneto, prima edizione, buon pomeriggio. In apertura le tangenti all'ospedale di Padova, vertice questa mattina per tutelare i pazienti e i colleghi del primario finito al centro dello scandalo insieme ad un'altra dottoressa. I due sono stati sospesi dalla libera professione. Milva Andrioli. Come tranquillizzare il cittadino paziente di fronte a una situazione dove pubblico e privato a volte sono confini labili? Ma guardi, il cittadino innanzitutto lo invito a segnalare in qualsiasi forma, anche anonima, se ci sono fatti di questo genere, perché per noi sono inaccettabili per il servizio sanitario, per l'ospedale e per le migliaia di operatori che lavorano seriamente. Va al sodo del problema Luciano Flor, direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova. Lo scandalo dei due medici ripresi da una telecamera nascosta sconcerta. Uno chiedeva 2.000 euro per accorciare i tempi dell'attesa per un intervento chirurgico. L'altra proponeva lo sconto se la paziente pagava e non pretendeva la fattura. Per Pietro Litta e Alessandra Andrisani è già scattata la sospensione dalla libera professione. La sospensione vuol dire che a questi medici viene data un'autorizzazione per poter fare un'attività dove il cittadino paga. Questa autorizzazione è stata revocata cautelativamente in attesa di chiarire. La macchina disciplinare si è messa in moto. In giornata azienda ospedaliera e Università di Padova di comune accordo procederanno. A stretto giro verrà chiamato ad esprimersi anche il Comitato dei Garanti. Ci sono iter amministrativi per procedere rispetto al rapporto di lavoro o rispetto alla sanzione, ma dal Presidente io ho avuto indicazione di tolleranza zero e di giusta punizione. La storia comunque non finisce qui, c'è anche il risvolto penale. Il procuratore di Padova Matteo Stuccilli conferma l'indagine è partita, agli atti tutto il materiale che servirà a configurare esattamente il reato commesso. Uno è certamente concussione, parola di Raffaele Cantone, magistrato, che proprio domani, ironia della sorte, sarà ospite all'Università di Padova per parlare di trasparenza e legalità. Quando commentava l'accaduto, Cantone non sapeva che la scena si svolgeva a Padova e il primario un universitario.